Cling Clong, apre la cassa 20. Questo è stato il segnale per il centinaio di persone che domenica scorsa, 17 aprile, presso il centro commerciale Il Faro, all'interno del supermercato Rossetto, ha partecipato al primo flash mob dell'Alto Polesine. Il tutto si è svolto nel giro di pochi minuti, tanto è bastato a sbalordire gli astanti, visti gli atteggiamenti degli strani acquirenti che sono rimasti immobili in posizioni insolite. Alcuni acquirenti si sono fermati ad osservare ridacchiando, mentre altri sono rimasti indifferenti ed hanno continuato a fare la spesa. Uno strano movimento di persone è cominciato verso le 16:20, quando, improvvisamente, le corsie dell'olio e dei detersivi del supermercato si sono affollate, apparentemente di normali clienti, con carrello o cestino. Poi, alle 16:30, è arrivata la comunicazione interna, che annunciava l'apertura della cassa 20, che in realtà non esiste. Immediatamente i partecipanti al flash mob sono rimasti fermi immobili nell'atto di prendere un prodotto o di leggerne l'etichetta, di parlare con un altro acquirente o peggio di scivolare. Dopo un paio di minuti è giunta la comunicazione: la cassa 20 chiude, e tutti hanno ripreso a muoversi con applauso finale. Flash mob, come dice l'enciclopedia online Wikipedia, deriva dall'inglese flash, che significa rapido, e mob, cioè folla, ed indica una riunione che si dissolve nel giro di poco tempo di un gruppo di persone in uno spazio pubblico, con la finalità comune di mettere in pratica un'azione insolita. Il raduno, a cui hanno partecipato prevalentemente giovani, è stato organizzato attraverso Facebook, dove i partecipanti hanno lasciato i commenti sull'evento, ma gli organizzatori, soddisfatti, hanno già promesso che il prossimo sarà più complicato e divertente.